Nessun taglio ai servizi, nessuna penalizzazione territoriale, nessun trasferimento di risorse da una provincia all'altra. Con queste richieste si è aperto il tavolo a Palazzo Piloni convocato dal presidente Staunovo Polacco su richiesta dei sindacati che si battono su 3 imprescindibili priorità: tutela del diritto alla mobilità dei cittadini, qualità del servizio, valorizzazione del personale. In ballo c'è la specificità del territorio bellunese. Soprattutto la specificità di questo territorio, soprattutto perché non è paragonabile al resto del Veneto. Appunto è questa qua la tematica, la nostra preoccupazione è appunto di mantenere quello che attualmente ci sembra non si stia mantenendo. Mantenere la specificità del territorio è rivolta proprio a cercare di tenere un servizio quanto più utile alla cittadinanza, anzi implementarlo, visto che negli ultimi anni a causa delle varie vicissitudini abbiamo perso servizi sul territorio. Noi siamo per garantire i servizi sul territorio. Il territorio, come ha tantissime specificità e diversità rispetto a tutti gli altri, le altre province, è giusto che vengano rispettati i servizi all'utenza. Deve andare più il servizio più che altro per i giovani e gli anziani che attualmente fanno fatica a uscire. Ecco, che un domani questa nuova tipologia che la Regione Veneto vuole fare, e cerchiamo di tenere la nostra identità bellunese. Nel frattempo sia Dolomiti Bus per Belluno che Amom per Treviso i sindacati sono pronti a chiedere il reinvestimento degli utili di bilancio, cogliendo l'opportunità rappresentata dalla nuova centralità del trasporto pubblico locale affermata nella riforma. Forte richiamo alla prudenza, quello del presidente della provincia. È un tema su cui bisogna stare attenti e quindi valutare se le varie soluzioni proposte o messe sul tavolo portino come minimo appunto un mantenimento del servizio o meglio un miglioramento. Insomma, ecco, questa è la base di partenza su cui dobbiamo discutere. Il territorio, tramite i suoi rappresentanti in Consiglio provinciale e i sindaci, sarà chiamato al confronto. Poi se sia meglio rimanere da soli in un bacino per i fatti suoi, quindi con un'agenzia per i fatti suoi, oppure se sia opportuno, conveniente andare a fare delle alleanze con altri territori, questo lo valuteremo dal punto di vista tecnico e politico ovviamente, però con un approfondimento e non solo con una presa di posizione senza avere dei numeri alla mano.